Si parla di 100.000 famiglie in Veneto che stanno rateizzando le bollette di luce e gas. Si calcola che nel 2022 sono quadruplicate proprio queste bollette. Di fronte all'emergenza per il caro bollette e il caro carburante, sono pochi o nessuno gli aiuti arrivati per i veneti da Regione e Governo. Nell'ultimo bilancio regionale la spesa per il sociale è stata aumentata di 140.000 euro, troppo poco secondo Erika Baldini del Movimento 5 Stelle per far fronte all'aumento dei costi di famiglie e imprese massacrate dall'inflazione. Noi dall'opposizione abbiamo fatto delle proposte serie e concrete che andavano con degli emendamenti alla proposta di bilancio regionale a realizzare degli obiettivi per i più fragili, i più deboli in questa situazione di crisi generalizzata. Mentre il governo Meloni ripristinava le accise sulla benzina e diceva addio al superbonus che in Veneto è valso più di 6 miliardi di euro di investimenti, la regione confermava una politica fiscale che va a privilegiare, secondo Baldin, chi non ne avrebbe bisogno. Noi avevamo chiesto che questa regione dopo più di 13 anni mettesse a disposizione un addizionale IRPEF ai redditi più alti, quindi dopo i 50.000 euro ad esempio, una fascia così ristretta della popolazione che avrebbe pagato poche centinaia di euro in più a beneficio di milioni di cittadini che invece avrebbero avuto diritto a dei servizi maggiori proprio dal punto di vista sociale e non solo, magari anche per far fronte al crescente incremento delle bollette energetiche.